La conferenza di Mogadiscio è servita anche per mettere a fuoco le linee della politica estera di Siad Barre e degli ufficiali che fanno parte del Consiglio Supremo della Rivoluzione. La Somalia vuole sostanzialmente svolgere un ruolo di stimolo in senso anti-imperialista. Sul piano internazionale vuole seguire quel principio di neutralità positiva che secondo i somali dovrebbe tradursi in rapporti e contatti amichevoli con tutti i paesi del mondo, ma senza tuttavia compromettere in nessun modo gli interessi dei popoli africani impegnati nella lotta contro l'imperialismo. Ed è in questa prospettiva che viene vista dal regime somalo la questione degli aiuti provenienti dall'estero. Siad e i giovani ufficiali e tecnici di cui è circondato parlano in termini estremamente critici di questi aiuti. Gli effetti dell'aiuto straniero sono stati in passato deludenti, se non addirittura negativi. La Somalia era vincolata strettamente a questi interventi stranieri, anche nel pagare gli stipendi dei funzionari statali. Adesso, affermano a Mogadiscio, con le nazionalizzazioni e con la moralizzazione dell'apparato burocratico si è in qualche modo raddrizzato il bilancio statale, anzi si è risparmiato a vantaggio di alcuni investimenti pubblici. Ma evidentemente non basta. La Somalia, ancora per lungo tempo, avrà bisogno di aiuti dall'estero. E i somali, secondo la nuova linea politica, sono disposti ad accettarne a patto che non abbiano il significato di un vincolo politico. E qui si apre il discorso fra i paesi più progrediti e la nuova realtà di questo paese. Dai problemi africani ai rapporti con il resto del mondo e in particolare con l'Europa, cioè con le ex potenze coloniali. Il problema è trovare una formula soddisfacente per reimpostare i contatti su un piano di comprensione reciproca. Nessuno, sia in Europa sia in Africa e in particolare a Mogadiscio, si nasconde che la collaborazione può essere fruttuosa. Dato il ben servito al vecchio apparato ai dirigenti somali, si presenta un altro grosso problema, quello di far partecipare attivamente le varie classi sociali, la popolazione intera, alla vita politica del paese, anzi alla gestione dello Stato. La rivoluzione, continuano ad affermare i governanti di Mogadiscio, è stata fatta per il popolo, perciò il popolo dovrà partecipare alle decisioni. Il gruppo di militari che nell'ottobre del 69 hanno conquistato con Siad il potere non vogliono più essere l'unica locomotiva, la sola forza trainante. Non è un programma facile, soprattutto in un paese, è stato scritto, dove l'arretratezza sembra suggerire i vantaggi di una direzione verticistica, sia pure illuminata. Su questi problemi e sui fermenti della nuova Somalia, ecco alcune risposte dei giovani studenti che frequentano l'Università Nazionale con insegnanti italiani e che costituiscono una delle componenti più attivamente interessate alle nuove esperienze politiche della Somalia. Senta, che cosa si aspetta lei come somala dall'Europa? Dall'Europa, insomma, generalmente aspettiamo, insomma, aiuti di qualsiasi genere, cioè nel campo economico, nel campo culturale, come già ci offrivano i paesi cioè la comunità economica europea specialmente. Ci contiamo ancora, insomma, quei aiuti che ci davano, specialmente quelli culturali che contribuiscono in gran parte la preparazione della nuova era rivoluzionaria. Io credo, anzi spero, che si potrà realizzare molto per quanto riguarda lo sviluppo dei paesi africani che, specialmente in questo momento, hanno bisogno veramente dell'aiuto disinteressato dall'Europa. E quali sono, per voi giovani studenti, le colpe maggiori che l'Europa ha nei confronti dell'Africa, nei confronti della Somalia, se volete, ma soprattutto nei confronti dell'Africa? Veramente per analizzare quello che noi consideriamo i colpi maggiori dell'Europa nei confronti dell'Africa ci vorrebbe un lungo tempo, perché è un problema che si connette non solo agli aspetti sociali e economici, ma anche agli aspetti politici. Ora, per quanto riguarda i problemi contemporanei, io direi che i colpi maggiori dell'Europa nei confronti dell'Africa si costituiscono innanzitutto da colpi politici. Sappiamo, noi africani sentiamo che è cessato il periodo del colonialismo in Africa, o almeno è destinato a cessare. Però vediamo dall'altro canto che c'è un nuovo spirito nell'Europa che di risanare, di riprendere una posizione
sostanzialmente non differente da quella colonialista. Quindi sentiamo che esiste il neocolonialismo europeo nei confronti dell'africano. Naturalmente questo spirito di neocolonialismo che noi sentiamo si rifletterà poi sul piano politico, economico, culturale, su quelle che sia. Noi africani desideriamo che l'Europa si renda conto una buona volta per sempre che noi come Africa rispettiamo l'Europa e vorremmo mantenerci in rapporti con l'Europa su piedi di parità.